Buongiorno carissimi miei amici, il Marvin ha portato il figlio al mare, lo ha lasciato in compagnia della nonna e ha detto il Marvin, prima di ritornare in Trentino, facciamo un bel report per gli amici delle auto vintage, delle auto abbandonate. Carissimi amici, guardate, ora vi faccio vedere due chicche davvero spettacolari. Guardate innanzitutto il vecchio maggiolino, matto qua, numero 53, nel dimenticatoio totale, nella ruggine totale, ma quel che conta è che appunto non è finito sotto la pressa. Carissimi amici, intanto avete visto già un maggiolino, purtroppo la portiera non si apre, se no vi farei vedere anche l'interno. Carissimi amici, le sorprese non sono finite qua, ringraziamo appunto il proprietario, il titolare che mi ha dato la possibilità di fare questo filmato per noi appassionati del vintage. Sono diversi anni che vengo qua in queste zone, insomma è bello ritrovarli, ho detto dai stavolta facciamo il filmato prima che sparisca tutto, insomma. Carissimi amici, guardate, ruggine totale, siamo nel vintage completo, insomma. Il Marvin vi sta regalando ancora una volta emozioni e non sono finite. Carissimi amici, guardate, abbiamo visto il maggiolino tutto matto qua, nel dimenticatoio, ma quel che conta appunto non è finito sotto la pressa. Attenzione che il Marvin vi fa vedere ancora un'altra gran chicca. Carissimi amici, tenete il fiato sospeso, guardate e ditemi voi se non è fantastico. Altro maggiolino qua nel dimenticatoio, nella ruggine totale, ma che fa solo grande spettacolo. Guardate carissimi amici, il Marvin cosa vi regala soprattutto gli amici di auto abbandonate, gli appassionati della ruggine. Ancora una volta qua il Marvin è qua da solo, senza l'amico Renato, bisogna muoversi insomma per fare questi report. Il Marvin appunto ha sfruttato l'occasione di portare il figlio al mare e il Marvin, come sapete, in spiaggia non va, finché può ha l'energia, va a caccia di questi grandi reperti. Penso che insomma voi appassionati del vintage mi date ragione. Carissimi amici, guardate, ditemi voi se non è fantastico. Il Marvin appunto trascura la spiaggia, il sole, la tintarella, le donne bagnanti magari in toplex per la ruggine. Carissimi amici, così ci sono anche questi personaggi insomma tipo il Marvin che insomma che preferisce appunto che vedere donne in spiaggia in toplex, a parte che sono anche sposato, ma insomma preferisce andare a caccia di questi reperti per gli appassionati del vintage. Carissimi amici, vi sto regalando ancora nuove emozioni. Prima di salutare poi passerò a salutare mio figlio, che sta in un campeggio. Mi aspettano per mangiare, ma prima di andare a mangiare il Marvin ha detto andiamo a documentare, a portare a casa ricordi che fanno ancora la storia. Guardate carissimi amici, ditemi voi se il Marvin anche questa volta non ha fatto un gran colpo. Io direi proprio di sì. Guardate carissimi amici, non c'è il mio amico Renato che deliria, però c'è sempre il Marvin che vi spiega con cuore e passione. Guardate carissimi amici, ruggine totale, fantastico, spettacolare, reperto storico. Vi ringrazio tutti della vostra attenzione, ringrazio appunto il titolare che ci ha dato la possibilità di fare questo filmato per i vecchi amanti del vintage. Carissimi amici, vi saluto e speriamo che sia l'inizio dell'estate ricca di colpi, anche se dubito, insomma. Il Marvin dice sempre che non trova più niente, non so se è per scaramanzia o qualcosa, ma insomma qualcosa trova sempre poi alla fine. Carissimi amici, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi ritrovi, sperando siano insomma ricchi anche quest'anno di bottino. Guardate qua carissimi amici, è davvero il Marvin Tour. Ciao a tutti e a presto!